Amici bellini, con un po' di ritardo, insomma, vabbè, la sera, poi non è che vi arriva poi di notte, va bene, possiamo parlare di questi argomenti che tengono banco oggi, Zielinski, quelle visite, Osimhen che pare arrivi in ritardo, facciamo il recap della Serie A perché purtroppo l'XG, come avete visto in copertina, fa piangere. Cominciamo! Poi vi potrei parlare anche di Conte, ma visto che il Napoli ha già scelto Klopp, andiamo avanti. Carlo Di Palma, benvenuto sul canale. Ma sei parente di Peppe Di Palma, il nostro Peppe Di Palma. Che voi lasciate il like anche per i miei collaboratori, perché io non faccio tutto questo da solo, e da solo è difficile. Ecco perché, De Laurentiis, non devi fare tutto da solo, devi farti aiutare. Qualcuno, capito, lo fa con grande passione e con competenza. Il racconto degli XG, il racconto dei dati del campo, mi faccio aiutare, e quindi quando mi faccio aiutare non mi sorprendo di certe cose, arrivano naturali nello sviluppo della stagione. Andiamo a capire cosa è successo, poi parleremo ovviamente di Zielinski e di Osimhen, perché le vogliamo comparare le due storie, sono diverse, qualcuno sta parlando di Zielinski Higuain, andremo a capire sicuramente. Ma prima, con un'analisi tattica ci spostiamo per vedere la storia degli XG. Sono onestamente sorpreso e amareggiato nel vedere che ieri c'è stato l'upset di Juventus-Udinese 0-1, una partita che onestamente si porta dietro degli strascichi di polemiche, ovviamente, perché il gol annullato, la palla era già uscita, poi quel doppio triplo Barazzo però in caduta con la scivolata, tutto quello che volete voi. La Juve i presupposti li crea, 2.02, l'Udinese però non è che vince a caso, 1.13, e portano la partita a casa in trasferta. E poi vado a vedere, questa è l'altra giornata, si parte da qui, la Salernitana fa 0.80 contro l'Empoli, che c'ha un buon XG. Il Cagliari riesce a fare 0,69 con la Lazio. Il minimo XG, ragazzi, lo fa il Napoli con 0,50. Cioè sopra il Napoli solo il Verona che fa 0-0 con il Monza. Il max XG invece lo fa la Fiorentina con 3,18, 5 gol, giustamente sale l'XG. Il Napoli fa il minimo XG di giornata. Penso sia la seconda volta che succede, e questo è un dato secondo me ancora più clamoroso del famoso dato di cui abbiamo parlato nelle giornate scorse, insomma, che erano 44 anni che il Napoli non segnava per 5 partite in trasferta consecutive. Va bene, ma che il Napoli non crei presupposti proprio è veramente una novità, perché ricordate, tutti quelli che hanno seguito gli XG dall'inizio dell'annata, il Napoli era sempre sotto l'Inter, creava dei presupposti, magari eravamo un pochino imprecisi sotto porta, non ti va bene. Il Napoli storicamente deve tirare tanto per segnare tanto, perché la percentuale realizzativa non è altissima, però si stanno abbassando i tiri verso la porta, stanno uscendo tutte queste statistiche in giro. Io il paragone Mazzarri-Garcia mi interessa veramente poco, perché poi come fai a dire quello ha affrontato alcune squadre, quell'altro ne ha affrontate diverse, gli infortuni, il momento, i presupposti, la stampa amica, la stampa nemica, secondo me è un esercizio non corretto, nonostante insomma sia evidente che Mazzarri non sia riuscito a migliorare la situazione. Non sappiamo se con Garcia sarebbe andata peggio, sarebbe andata meglio, saremmo rimasti uguali, non lo possiamo sapere, perché oramai si erano creati dei presupposti che se ne doveva andare, che non sappiamo altrettanto se con un altro allenatore al posto di Mazzarri tutto si poteva risolvere. Insomma, inutile secondo me fare questo tipo di discorso, però io ve l'avevo detto che quando io ero insomma non contentissimo della scelta di Mazzarri, alla fine poi la stampa, che doveva portare quell'entusiasmo iniziale, saranno loro stessi a rivoltarsi e ma perché conosco i miei polli. Insomma, registriamo questo XG pesante e vi faccio notare questa cosa che purtroppo è brutta. Se poi andate a vedere la classifica generale, Inter, Juventus, Milan, il Milan si è avvicinato pericolosamente alla Juve, sono a un punto, Atalanta, Bologna, Roma, Fiorentina, Lazio. Per arrivare al Napoli dobbiamo scendere alla nona posizione, con un Napoli a 35 punti, a 33 c'è il Torino. Il Napoli ha la possibilità di avvicinarsi
di superare la Lazio e la Fiorentina ed affiancarsi, però con la Roma abbiamo un punto in meno nel caso la Fiorentina e la Lazio decidessero di rallentare e anzi di perdere una partita. Però c'è il Bologna che ancora non lo raggiungi e l'Atalanta soprattutto che non lo raggiungi, quindi non vedo l'ora che si possano risistemare le cose almeno con i recuperi di quella giornata. Ricordiamo, Atalanta deve giocare con l'Inter, il Napoli col Sassuolo. Però quello che mi fa male è l'expected goal, che di solito il Napoli era qui, era secondo, poi si avvicinò alla Juventus e infatti abbiamo detto sì, Allegri li fa giocare male, ma loro gli specialisti ce l'hanno. Quando si riversano in contropiede e trovano magari squadre scoperte, XG pesanti li creano, i presupposti li creano, anche se giocano male non sono belli da vedere. Però c'era la Juve là. In questo momento gli XG vedono l'Inter confermare la propria posizione di dominatrice del torneo, il Milan subito dopo, pazzesco che adesso con un Pioli, si è parlato di Pioli out in continuazione, se andate a vedere i numeri Pioli sta facendo meglio dell'annata in cui vinse lo scudetto. Vanno tutte messe in contrapposizione quei dati, quando si dicono i numeri li devi analizzare. Quindi il Milan, poi la Juve, poi c'è l'Atalanta, poi c'è il Napoli. Quindi potenzialmente il Napoli sta qui per quello che hai creato in tutta la stagione, non so, è con Mazzarri che ce ne siamo scesi un pochino. E possiamo vedere anche se XG senza rigori non cambia molto, cambia semplicemente che l'Atalanta scavalca la Juventus e anche il Milan, quindi teniamo presente anche questo, e il Napoli è sempre quinto, quindi leggermente meglio di Roma, Lazio, Bologna e Fiorentina come XG creati in tutta la stagione. Però quinti siamo, non siamo quarti, e purtroppo io penso che questa classifica di XG potrebbe alla fine rivelarsi la classifica finale: Inter, Milan, Juventus e Atalanta quarta in classifica. Ora se il Napoli finisce quinto e il quinto è valido e noi esultiamo perché andare in Champions non per i soldi che fai con la Champions, perché le partite di Champions sono belle, si avvicina la Champions League, a me diverte, io voglio sapere che se vado in un bar qui a New York e loro fanno vedere le partite di Champions League, se il Napoli non c'è, io mi deprimo, onestamente. E quindi questa è la situazione degli XG e partite di cui abbiamo parlato. Questo è l'upset più pesante, ovviamente, mentre era prevedibile la vittoria dell'Atalanta, prevedibile la vittoria del Genoa, quella della Fiorentina, il pareggio Monza-Verona. Non sta facendo benissimo il Monza quest'anno, il pareggio tra Sassuolo e Torino, la vittoria dell'Inter contro una Roma che comunque gioca al calcio, l'Empoli che batte la Salernitana e la Lazio che non senza fatica batte il Cagliari. Ci interessa capire bene questa partita qua, ci avvicineremo alla partita col Genoa. Io ho un'idea di formazione, adesso ne parliamo, però fa ridere che è già ritornato al gol, che questo era nato infortunato Touré, mentre De Catelare fa un gol bellissimo, Kopp Miners tira una punizione bellissima, e insomma, però questi due gol arrivano nel finalissimo. Attenzione, va vista questa partita per essere analizzata, non bastano i tabellini, anche perché vedi che fanno 6 tiri in porta, alla fine hanno loro più possesso palla, fanno un buon numero di passaggi. Attenzione, mi dispiace dirlo, ma attenzione al Genoa, che come vedete anche a livello di classifica sta bella tranquilla. E quindi ci avvicineremo alla partita con il Genoa, con il report dell'allenamento che ci fa vedere tutti praticamente disponibili. Vediamo anche Zielinski qui, vediamo Traoré. Io volessi avere Traoré perché tutti quanti Lindström, però siamo pigliati a Suvaglione. Mazzarri continuerà a dirci c'ha 20-25 minuti nelle gambe, e fammeli vedere questi 25 minuti in una delle prossime partite, perché sennò Clam pigliata a fa. Fatemi capire se abbiamo già fatto il mercato per l'anno prossimo o no, che poi quando mi si parla di Conte sono troppe volte, non mi voglio ripetere per quelli che mi seguono assiduamente, ma non ha proprio senso accostare un personaggio del genere a De Laurentiis, lo stesso De Laurentiis che è stato chiarissimo in conferenza per quello che riguarda il futuro del Napoli. Lui dice: anche se non mi qualifico per la Champions League, io comunque investo, perché c'hai l'idea del tesoretto. Quindi non c'è nemmeno quella cosa. Ricordate come disse a Garcia, se il presidente è ambizioso e vuole arrivare in finale di Champions, mi metterà una squadra a disposizione. Nathan Cajuste è lì. Quindi mi sembra evidente che siamo agli antipodi rispetto a un allenatore che anche con squadre fatte con grandi investimenti, poi lui dice: no, ma questi non sono buoni, quest'altro non sono buoni, e se ne va anche in corso dopo. Ci andiamo a impelagare in una situazione che dura poco, durerebbe pochissimo. Quindi secondo me il Napoli deve affidarsi ad altro tipo di idee.
Però il report dell'allenamento non ci porta niente da segnalare praticamente, possiamo vedere solo i ragazzi all'epoca, Dendoncker con gli occhi sempre più chiusi, prima o poi anche lui qualche partita la farà, e questa è la situazione, e onestamente questa è la formazione che io vorrei vedere dall'inizio contro il Genoa, e vedete che ci sono già delle cose che possono far discutere. Io metto Gollini in porta, Meret dovrebbe essere recuperato, ma io confermo Gollini in porta, metto Mazzocchi a destra per far fare una giornata di riposo a Di Lorenzo, metto Ostigard e Nathan, che anche con la gestione Garcia insieme non mi erano dispiaciuti, Mario Rui a sinistra per avere un pochino di qualità, anche se Olivera è disponibile perché lo abbiamo visto, quindi ce l'hai un po' di fisicità, anche perché c'hai Cagliuste a centrocampo, c'hai Mazzocchi che salta di testa, gli altri due sono alti. A centrocampo metto Lobotka, Cagliuste, perché non voglio vedere Anghissà per una partita almeno, anche lui deve sentirsi in pericolo di non partire sempre titolare. È tornato dalla Coppa d'Africa, benissimo, e devi recuperare la forma migliore, e quindi metto Lobotka, Cagliuste e comincio così, e poi mi gioco il tridente dietro Osimhen, perché voglio vedere Kvara che si può alternare con Lindstrom in questa zona, voglio vedere Ngonge dall'inizio, che secondo me l'hai comprato, ha delle qualità e lo voglio vedere, e questo quartetto di attacco mi sembra temibile. Mi sembra che se tu ti schieri così le squadre ci pensano due volte prima di attaccarti all'arma bianca o di fare dei contropiedi dove si riversano tutti insieme. Devono tenere un occhio anche a questi qua, e anche senza grandi schemi d'attacco, quando hai questo tipo di qualità, lo sta dicendo Paolo e io sono d'accordo con lui, qualcosa questi qua se la inventano anche senza nessun tipo di schema. Se noi andiamo a giocare a pallone ci stanno tre loro che sono fortissimi e la partita la portano a casa. Quindi questa è la mia idea, ma non è quello che farà Mazzarri. Perché? Perché probabilmente Osimhen non tornerà in tempo. Questo è il primo dubbio, perché ci fanno sapere che potrebbe tornare giovedì o venerdì addirittura. Per me, anche se torna sabato mattina, te lo devi convocare, lo devi portare almeno in panchina, perché se no che cosa stiamo facendo? E faremo dei confronti con gli altri giocatori nigeriani che dicono no, quelli devono avere un po' di riposo post, non hanno manco, quindi non è nemmeno per premio vittoria, per festeggiare, è perché lo stress, e vabbè. Però sei un tesserato del calcio Napoli, allora quando mi si è detto Osimhen è meglio di Zielinski perché lui si è fatto rinnovare e adesso ci farà fare dei soldi, mentre Zielinski male perché se n'è andato a fare anche le visite mediche. Certo, le visite mediche fanno male, cioè tu resti là, approfitti pure della trasferta per rimanere là, malissimo, e vediamo il Napoli cosa farà. Però se Osimhen continua a comportarsi così, che facciamo? Mettiamo Zielinski fuori rosa, però Osimhen ci serve, perché Osimhen segna, è capace che segna anche da solo, mentre Zielinski gioca male. Allora no, ci devono essere dei principi seri, un codice etico anche della squadra che deve essere rispettato. Se non ti stai comportando bene nei confronti della maglia, dei tifosi e della società che ti paga, vorrei vedere lo stesso tipo di trattamento, e invece sappiamo che non è così, perché Osimhen si fa espellere, poi tranquillo parti quando vuoi, mentre Zielinski è stato punito con l'esclusione della Champions League. Dice tu te ne vai, benissimo, la Champions League non è una vetrina per te, resti nella lista della Serie A, giochi, adesso vediamo, probabilmente non giocherai neanche più, ci sarà un altro tipo di reazione, ma la stessa scelta delle visite mediche potrebbe essere stata una reazione di Zielinski al non essere inserito nella lista per la Champions, perché è un illogico mettere Traoré al posto di Zielinski per 2 partite secche, e devi sfruttare quelli là che ti danno più garanzie. Rispondetemi che Zielinski non ti dà garanzie, benissimo, non te le dà nemmeno Traoré, però dobbiamo vederli sul campo, se Mazzarri me li fa vedere sul campo. Quindi abbiamo questa brutta gatta da pelare. Tornerà Osimhen che noi speriamo che sia arrabbiato, con grande foga e voglia di farsi vedere anche solo per se stesso, però mi facevano notare nei commenti, e sono d'accordo, speriamo che non arrivi arrabbiato e poi trasformi la rabbia in rimproveri per i compagni, perché Osimhen le ha queste cose, era tenuto a bada da Spalletti, dalle vittorie e dal gruppo, ma adesso queste reazioni è facile che le possa avere, quindi attenzione, potrebbe essere anche più saggio, sempre che Osimhen abbia già una squadra, te lo tieni in panchina,
tanto non stiamo praticamente lottando per niente, lo so che voi non ci volete credere, ma non stiamo lottando per niente, quindi meglio gratificare un Simeone, un Raspadori che stanno facendo il loro percorso per il Napoli rispetto a gente come Zielinski e come Osimhen che stanno facendo il percorso per loro stessi. Se arrivano i 130 milioni è bene, se non arrivano è uguale, tanto ADL ha detto che lui investe a prescindere dalla Champions. È una frase che ti dice forse investo perché avrò i soldi di Osimhen, perché il Napoli non se lo può, chiariamoci, il Napoli non se lo può permettere di tenerlo a 10 milioni. Tu avevi un contratto di Osimhen, ragazzi, guardiamoci nell'anima, il contratto di Osimhen era 4 milioni e mezzo per altri 2 anni. 4 milioni e mezzo più 4 milioni e mezzo fanno 9 milioni. Tu gli fai il rinnovo di 10, però è per un anno solo, o anzi è mezzo anno, perché adesso, quindi anche questa cosa qua che molti si sono atteggiati, hai visto il Napoli ha rinnovato, pensavate che non ha rinnovato proprio niente, è semplicemente un accordo tra le due parti. Ti diamo la libertà di fare quello che vuoi tu, vai avanti, indietro, gioca per la tua nazionale, la clausola deve essere così e portaci una squadra che ti paga. Questa è stata la scelta, io spero semplicemente che Napoli sia pronto a reinvestirli già oggi, cioè che già abbia bloccato dei giocatori o abbia il progetto da portare per lo stadio, per il centro sportivo e tutte quelle belle cose di cui si è parlato e che a me farebbero piacere al pari di un grande campione, perché significa voglia di crescere e non voglia di improvvisare. Se tu vuoi crescere io ti sposo la scelta e ti difendo anche. Soldi di Osimhen uguale stadio, soldi di Osimhen uguale centro sportivo, soldi di Osimhen una parte facciamo una grande cantera, per me va benissimo e ti difenderò a spada tratta. Soldi di Osimhen arriva un giocatorino magari da 20-30 milioni che non è tanto diverso da Simeone e non fai tutte le altre cose, onestamente mi sento preso in giro. Da New York, Valerio Fluido è tutto, state sul pezzo, lasciate i like e commentate la situazione Zielinski-Osimhen, se volete potete commentare anche Conte, ma tanto arriva Klopp, quindi non vi rispondo.